Dai, ci stava, ci stava. Ci stava a chiudere così, grazie Matteo, e grazie anche, ecco, ci tenevo a dirlo, è anche un omaggio a Zeffirelli, con tutti i pregi e i difetti che poteva avere quest'uomo, sicuramente da un punto di vista artistico ci ha donato delle cose sensazionali e io al suo Giulietta Romeo e al suo Amleto sono rimasto sempre legato. Grazie. Io sono entrato in pieno e sono contento di aver trovato la relazione con te, anche se appunto è una... Io credo che nessuno abbia mai pensato di lavorare su un Amleto addirittura ubriaco, che entra in questa maniera così provocatoria. Cos'è che ti ha fatto scattare questa cosa? Allora, in realtà ho ripreso una frase di una canzone di De André, La città vecchia, dove parla di questi vecchi a stratracannare, stramaledire le donne e il tempo del governo seduti a questo bar. Ed è una cosa che essenzialmente, specialmente la mia generazione, sta facendo molto. E in questo rivedo molto nell'Amleto, ovvero Amleto non crede nelle istituzioni ed è quello che soprattutto la mia generazione non sta facendo, non sta avendo fiducia nelle grandi istituzioni. Comunque abbiamo vissuto questi magici anni 90 con delle ottime promesse e ci ritroviamo adesso che tra i 20, i 30 e i 40 anni siamo in forte interrogazione, come dicevi all'inizio, ed è un'interrogazione di ruolo e quindi di essere, solo che adesso abbiamo anche la fortuna, sfortuna, non so come definirla, di avere molta facilità nel crearsi dei ruoli, ma allo stesso tempo questo crearsi dei ruoli su dei social, Instagram o quant'altro, è un non affrontare il dramma, o meglio, la cosa che mi fa pensare molto all'Amleto, non... sto cercando di trovare le parole per il giusto collegamento, è che uno degli hashtag della mia generazione più in voga fino a poco tempo fa era mai una gioia, quindi questa incapacità di non viversi un dramma, ma di crearne uno ancora più grosso, cioè Di stare il dentro, veramente bellissimo. vedere un dramma in qualsiasi cosa, dalla più piccola alla più grossa. E quindi, come dicevi all'inizio, rileggere ora Amleto, secondo me potrebbe dare un sacco di spunti, magari non risposte, però un sacco di spunti. Quindi, tornando a monte, il perché di un Amleto ubriaco, perché soprattutto per i contenuti che tira fuori, ormai non siamo più abituati a tirarli fuori in situazioni estremamente lucide. Ci ritroviamo veramente con il bicchiere in mano a parlare di determinate cose, perché per il resto ci affidiamo a quelle 4 parole via messaggio e l'unica vera conversazione sta diventando al di fuori del digitale, in piedi fuori da un bar o seduti da qualche parte con un bicchiere in mano. E quindi questo Amleto provocante, con il bicchiere in più, è perché sembra che quando siamo in quella situazione abbiamo quasi più potere di dire determinate cose e stiamo perdendo l'identità della realtà, di quello che si potrebbe fare nella realtà, ma rimane un'identità totalmente irreale finché si ferma qualche bella parola in internet dove siamo tutti persone fantastiche, volenterose e dove siamo poi fuori? Quindi era per questo un po' la provocazione. Bellissimo, anche perché questo, prendo spunto dalle tue parole, questo riferimento al bicchiere in mano, all'utilizzare uno strumento che non è altro che quello che la follia che utilizza Amleto poi nel permettersi di mettersi a confronto anche con i suoi pensieri. Prendo un attimo spunto per il tipo di presentazione che abbiamo fatto, cioè andava a cozzare farlo prima, invece voglio salutare chi è qui con noi, c'è Cristina Stella che ti saluta, ciao Matteo. Ciao Cristina.
poi Licia, che è sempre presente, fa un domandone quando e perché ha sposato l'opera di Shakespeare, e qui devo dire che Licia, Shakespeare è stato un contatto, una fuga e un reincontrarsi, come con me e Matteo, né più né meno. Nel 90 questo Amleto che mi sconvolge, compro il libro, studio, eccetera, impazzito per il teatro, poi l'ho dimenticato per un decennio e poi mi sono trovato a incontrare questo attore, regista e in quel caso anche scrittore, Kenneth Branagh, che decide di fare questo testo nel bel mezzo di un gelido inverno che racconta cosa vuol dire fare teatro, cioè sangue, sudore e palcoscenico, come ha intitolato la mia amica Cinzia Stolari il primo articolo in cui parlavamo assieme di teatro. E quindi da lì, quindi dalla fine degli anni 90, 1999 era, ho fatto il primo passettino dentro Shakespeare e da lì via via poi ci sono rimasto. Ecco, quindi poi c'è un grazie Sabrina Numerini, grandi Solimano e Matteo, bravi, grazie. E gli applausi di Beatrice Zuin, grazie Bea, grazie anche Marta, poi arrivano di nuovo anche gli applausi. Stefano Di Simone, che guarda, arriva giusto perché poi lui ha avuto il piacere di interpretare il ruolo principale nel bel mezzo di un gelido inverno, in una trasferta per un importante festival. Ancora c'è un Claudio Merenda che appare, che ci dice bravissimi, grazie mille. Grazie. L'immancabile, ho visto che sei stato anche questa volta il primo che si è collegato, degna conclusione di questa seconda parte, un percorso stupendo, bravissimi e grazie. Qui ancora Beatrice invece che arriva sulla conclusione, quindi bella riflessione Matteo e Stefano, eccolo, nel bel mezzo di un gelido inverno, ebbene sì. Allora, noi sì, siamo in conclusione, questa è stata un'operazione che ha coinvolto tutti i 20 interpreti. Mi piace ricordare che Matteo è con noi fin dal primo esperimento di streaming, anzi, posso dire Matteo che il primo test e processo agli untori ha avuto quell'esito straordinario perché dietro la camera da presa, non lo chiamo cellulare, c'era un mago, non solo delle coreografie, ma anche dell'utilizzo del mezzo, che è Matteo, che si è prestato per un'ora e mezza a stare così col dito e a riprendere appunto tutta quanta. Cos'è qui? Ah, che bello! Questa è, guarda, grazie di cuore. Ulrike ci dice, anche se non capiamo tutto, siamo felici di ascoltarvi. Wow. Grazie Ulrike. Grazie. We will be tomorrow at 9:30 p.m. On YouTube channel of Casa Shakespeare with The Merchant of Venice performing in English and in Italian. Scusa, ho anticipato, ho spoilerato un po' quello che stiamo per fare, perché appunto si chiude questo percorso. La seconda fase, la prima è stata appunto incontrarci con questo strumento che è lo streaming e in questo luogo che è il social network Facebook. E domani facciamo partire una terza fase. Mi pare adesso Presidente del Consiglio. Oddio, ciapoffiata, un attimo. Facciamo partire questa terza fase di Resta a casa Shakespeare. Usiamo di nuovo la lontananza, l'impossibilità di essere in relazione fisica, l'uso della relazione visiva uditiva traslata. Io adesso o guardo la telecamera o guardo Matteo, quindi non riusciamo a guardarci contemporaneamente negli occhi, e lo facciamo appunto sul canale YouTube. Ci sarà il link naturalmente su Facebook. Metteremo in scena davvero ciascuno da casa sua, quindi in un'altra modalità, The Merchant of Venice, è un testo che abbiamo fatto già da 4 anni e che quindi si presta a questo primo studio. La fase 3 cos'è? È proprio quella di pensare a una drammaturgia e una estetica dello streaming. E quindi ribadisco, ma davvero senza fare polemica con chi dice il teatro non è streaming, eccetera. Sì, va bene. Io non sto facendo il teatro in streaming inteso come prendo il teatro e lo metto qua dentro, perché diventa una cosa documentale, non so quanta forza possa avere, no? Forse è più forte il cinema allora a questo punto, ma è una nuova modalità. Cioè c'è stato il radiodramma, c'è stato il teatro dal vivo in televisione, c'è stato il cinema, il teatro continua a esistere, continuerà a esistere. Questa può essere una nuova modalità che stiamo esplorando, che può affiancarsi,
non lo sostituisce, quindi tutti quelli che palpitano di timori per la possibilità che il pubblico si abitui a stare a casa, a guardare da casa, no, non è così, non è così, cioè Matteo ha un lavoro sulla fisicità che necessita di una presenza, di essere nel qui e ora in contatto, ma anche Matteo utilizza lo strumento video e come? Assolutamente. Cioè, sono due modalità diverse, quindi noi ce la stiamo studiando, ce la stiamo studiando. Allora, cosa diciamo? Appuntamento quindi a domani per questo primo passo della fase 3. Su Facebook ci sarà il link per collegarvi alla pagina YouTube, al canale YouTube, si dice canale, YouTube di Casa Shakespeare, potete già selezionarlo ora e salvarvelo alle ore 21:30, quindi noi vi aspettiamo, è un esperimento, mettetevi comodi, è l'opera completa, quindi è un'ora intera senza interruzione, un'ora e 5 circa, per raccontare la storia di Shylock e del mercante Antonio, di Bassanio l'amico e di Portia. C'è ancora un ultimo complimento di Licia a Matteo. Grazie Lo so, Lisa. è sempre un piacere. E Matteo, che dire, grazie. Grazie a te, Grazie. Sori, veramente. Dai, Davvero. è sempre ricco dal mio punto di vista questo incontrarci e quindi molto bene. Ciao a tutti, noi ci vediamo domani su YouTube. Grazie. Ciao.